Sì, buonasera a tutti. Sono qui in Romea, sopra il canale Fossetta, dove c'è la chiusura di questo ponte, perché ANAS sta ovviamente intervenendo in maniera radicale, anche perché questo ponte è uno di tanti che dovrà essere sistemato. Sono qua con loro proprio per capire se tutto funziona bene, se le chiusure sono state messe in atto tutte. C'è anche la polizia locale che sta dando ausilio ai movieri di ANAS, però ci sono delle deviazioni importanti a Santa Margherita sulla Fogolana e già a Rosolina. Abbiamo avuto l'ok anche della provincia di Rovigo di far deviare il traffico pesante, quindi per via Venturini entreranno e passeranno solo le macchine che dovranno arrivare a Chioggia e ovviamente altre macchine eventualmente in transito, altrimenti potranno fare tranquillamente l'Arzerone. Abbiamo cercato di limitare questi disagi, ovviamente chiudendola nel periodo notturno, sempre dalle 22 alle 06, se ANAS poi mi conferma, però stanno cercando di lavorare in maniera celere e bene ovviamente, per cercare di far quanto più possibile il lavoro adesso, questa notte. Adesso stanno ovviamente togliendo delle travi in cemento, poi vedrete insomma delle immagini, e dovranno andare a collocare delle travi proprio in ferro. C'è un intervento importante sul canale Fossetta che è necessario perché dopo il crollo del ponte Morandi purtroppo di Genova, ovviamente c'è stato l'input nazionale proprio di controllare tutti i viadotti, tutti i ponti, tutti i viadotti, quindi ANAS ovviamente si sta prodigando e quindi questi lavori devono essere fatti, creeranno disagi, però una volta sistemato il ponte poi per un altri 50 anni sicuramente non ci metterà più mano nessuno. Lei si sta prodigando molto per risolvere il problema annoso della Romea, non ultimo il discorso della Romea commerciale eccetera. Come siamo messi sembra? Sì, adesso c'è il contratto di programma tra MIT e ANAS che ha avuto l'ok del CIPES, adesso ANAS ha il mandato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per creare questa alternativa alla Romea attuale, quindi verranno fatti degli incontri tra ANAS e anche i sindaci del territorio, però è chiaro che il partito del no a prescindere deve cessare, altrimenti è inutile lamentarsi che in Romea muoiono le persone se poi quando il Ministero dà mandato ad ANAS di creare un tracciato alternativo all'attuale Romea, che comunque, ripeto, ANAS sta continuando per la messa in sicurezza dell'attuale tracciato della Romea. Ecco, dovrà studiare un'alternativa all'eventuale ovviamente Romea attuale, quindi ripeto, inutile lamentarsi se poi muoiono le persone sulla strada. Io ripeto, non è colpa della Romea se muoiono le persone, ma è chiaro che la Romea con il volume del traffico che ha sia pesante che veicolare, quando sbagli in Romea la Romea non perdona.